Allora, per la cerimonia delle Olimpiadi e le successive Paralimpiadi abbiamo dovuto potenziare il nostro dispositivo di soccorso. In particolar modo la strategia è stata quella di avere a Cortina H24 sempre presenti tutte le specialità del Corpo Nazionale che potessero quindi affrontare qualsiasi evento che possa accadere, anche in un numero adeguato, nel caso Cortina rimanesse isolata. E quindi a Cortina abbiamo portato dagli specialisti di ricerca sulle macerie, gli specialisti per le sostanze pericolose, l'NBCR, al movimento terra, i cinofili, il soccorso speleo alpino fluviale, eccetera. Poi abbiamo rinforzato le sedi della provincia di Belluno, i 4 distaccamenti che rimanevano, perché anche quelli con strade di minore importanza rispetto all'Alemagna, alla strada statale 51, possono arrivare anche loro a dare rinforzi. Poi è stato potenziato tutto l'asse viario che da Cortina arriva fino all'aeroporto di Venezia, in cui nelle sedi di aeroportuale di Treviso, di Belluno e Pieve di Cadore è stata posizionate delle autogru, un rinforzo di autoscale, di una squadra speciale e anche l'NBCR per gli interventi con sostanze pericolose. E a Belluno abbiamo l'altro gruppo di movimento terra, sempre per se ci sono problematiche sulla viabilità. Un altro dispositivo verrà messo in funzione in contemporanea per le cerimonie di apertura e di chiusura e di apertura di Olimpiadi e Paralimpiadi nella città di Verona.